Ringraziamo Alessandro Zan, l'onorevole Alessandro Zan, di aver accettato l'invito dallo SPI CGIL del Veneto, perché noi vogliamo un po' capire che cos'è questo disegno di legge molto discusso, no? Che parla di sesso, di genere, di discriminazioni, di orientamento sessuale, di disabilità. I nostri pensionati, le nostre pensionate, non tutti insomma capiscono bene di cosa si tratta, perché c'è un gran parlare, tutti i giornali, i media continuamente, quindi vorremmo fare un po' di chiarezza e spiegarlo con parole più semplici e più chiare possibili. Io passo quindi la parola ai miei colleghi dell'ufficio stampa, a Maila e a Gianluca, che interloquiranno con Alessandro Zan, che ancora ringraziamo. Buonasera Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao. Intanto. Buonasera a tutte voi e a tutti voi. Piacere, intanto allora, partirò io sono Gianluca Codognato, appunto ufficio stampa dello SPI del Veneto. Ma intanto io, guarda, partivo da una domanda che è triplice, però in realtà poi è unica alla fine, ovvero volevo capire intanto in che contesto italiano proprio si inserisce il tuo disegno di legge. Noi sappiamo che l'ultima proposta forse risale al 96, l'ultima probabilmente con Nichi Vendola, però vorrei capire intanto secondo te com'è il contesto italiano proprio dal punto di vista delle discriminazioni nei confronti dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Perdonami Alessandro perché ti chiedo anche un'altra cosa, intanto da cosa dipende poi la discriminazione, cioè da cosa nasce appunto questo pensiero discriminante da parte di alcune persone, forse anche troppe. E l'ultima domanda che però rientra sempre nella prima, ovvero se il Covid, evidentemente portando anche una crisi economica, che sappiamo che le crisi economiche sono sempre foriere di gravi problemi extra economici anche stessi, se appunto il Covid può essere stato può aver aumentato anche questa situazione. Sì, allora, la legge in questione è una legge contro i crimini d'odio, è una legge che l'Italia non ha, o meglio, che ha solo per determinati crimini d'odio, che sono quelli razziali e motivati da religione, insomma, l'odio religioso. C'è una direttiva europea del 2012, che ormai ha quasi 10 anni, che chiedeva agli Stati membri europei, tutti si sono adeguati e hanno legiferato in questo senso, l'Italia ancora no, di estendere questa legge dei crimini d'odio anche alle altre vittime vulnerabili. In cima alla piramide dell'odio ci sono le donne che subiscono crimini d'odio misogini, soprattutto in rete, pesantissimi, che riguardano la loro vita privata, la loro reputazione, e questo fa sì che molte donne non abbiano poi degli strumenti dal punto di vista legislativo per difendersi di fronte a questi attacchi di odio. E poi vi c'è la comunità LGBT+, cioè le persone gay, lesbiche e trans, che sono oggetto di istigazione all'odio e della violenza. I fatti di cronaca li conosciamo, insomma, sono sotto gli occhi di tutti, e poi le persone con disabilità, che per la loro disabilità subiscono appunto vessazioni, discriminazioni e violenze. I crimini d'odio si differenziano dagli altri per che cosa? Perché non sono violenze così generiche, ma sono violenze e discriminazioni semplicemente motivate dalla condizione individuale della vittima. Cioè praticamente le persone semplicemente solo per il fatto di esistere sono oggetto di discriminazioni. E dunque in un paese civile non è accettabile che una persona solo per la loro condizione, per la propria condizione personale, cioè per il proprio colore della pelle, per la propria fede religiosa, per la propria orientamento sessuale, per il proprio sesso, genere, o perché persona con disabilità sia oggetto di violenza e discriminazione. E dunque l'Unione Europea chiede all'Italia una legge che protegga, che tuteli queste persone da istigazione all'odio, alla violenza e aggressioni e discriminazioni. E questo in un paese civile dovrebbe essere già una regola, purtroppo non lo è. Siamo al 6° tentativo in Parlamento, appunto come dicevi nel 1996 è stata presentata la prima legge, e oggi questa legge, il cosiddetto DDL Zan, è stato approvato con una larga maggioranza alla Camera,
il 4 novembre dello scorso anno, il che sta a significare che il Parlamento per metà ha già voluto approvare questa legge con una larga maggioranza. Adesso la legge è ferma al Senato perché in Commissione Giustizia c'è il Presidente della Commissione, che è un padovano come me, che è il senatore leghista Ostellari, sta decidendo arbitrariamente di tenere nel cassetto questa legge e di non farla discutere al Parlamento. E questo mi pare veramente un fatto molto grave, perché il Parlamento deve essere libero di discutere. Dicevi sul Covid, sì, il Covid ha aumentato i crimini d'odio e abbiamo dei dati Istat e anche i dati di Vox, che è l'osservatorio della Statale di Milano, che mostrano ad esempio come i crimini d'odio misogino siano all'apice, ma non solo quelli, proprio durante questo oltre anno di pandemia, che ovviamente ha visto aumentare gli abusi domestici, ha visto aumentare la situazione di difficoltà, appunto per queste che l'Unione Europea chiama vittime vulnerabili, che non sono vulnerabili in quanto tali. Non è che i gay sono vulnerabili perché gay o le donne sono vulnerabili in quanto donne, ma perché il contesto sociale in cui vivono è particolarmente ostile, perché vi è ancora una cultura fortemente patriarcale, sessista e discriminatoria, che fa sì che queste siano realmente vulnerabili. Ecco perché noi dobbiamo anche intervenire con una legislazione, una legge che faccia da deterrente a questi crimini e che cerchi di contrastarli, sia con un'azione penale, ma anche con tutta una serie di azioni positive di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, perché l'Italia purtroppo è agli ultimi posti in Europa per questo tipo di crimini, ed è importante che lo Stato intervenga per cambiare radicalmente questa situazione, che sta diventando molto preoccupante. Esatto. Alessandro, proprio collegandoci a quanto hai detto adesso, mi viene da dire chiaramente quasi, tra i detrattori di questo DDL c'è una gran parte del mondo cattolico, c'è Forza Italia, c'è la Lega, ricordiamo il senatore Pillon nelle uscite che fa. Vorremmo chiederti quindi che messaggio ti sentiresti di dare proprio a questa parte diciamo della politica, della società, per convincerli che è necessaria una norma come questa. Questo sempre con l'obiettivo anche di spiegarlo un po' a quella che è la nostra platea. Quindi qual è il messaggio che ti senti di lanciare in questo piccolo spazio che abbiamo deciso di dedicare anche noi dello SPI del Veneto, nei confronti della positività e della necessità di avere una norma contro la discriminazione, che appunto è basata, come dici tu, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Convinciamoli come? Ma allora, intanto da un ultimo sondaggio che è uscito di PD Media, la maggioranza degli italiani è a favore di questa legge, per cui che sta a significare che nonostante si siano raccontate un sacco di bugie, di menzogne, cercando di disorientare l'opinione pubblica, poi le persone insomma sono intelligenti e capiscono che quando uno viene picchiato per strada semplicemente perché esiste, ecco che c'è un problema, no? C'è un problema nella società, perché non può essere che una persona venga fatta oggetto di discriminazione, di bullismo, di istigazione all'odio semplicemente perché esiste. Ecco, questo non possiamo permetterlo. E dunque questa è una legge che tutela la dignità delle persone, ed è molto bello quello che ha dichiarato l'anno scorso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quando ha sottolineato come quando una persona viene discriminata per la propria condizione personale, sia essa il sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la disabilità, cioè tutte condizioni dell'essere umano, no? Che la persona non è che sceglie, ce le ha, non è che sceglie il colore della pelle, non è che sceglie il proprio colore della pelle, non sceglie il proprio sesso, non sceglie la propria identità di genere, non sceglie il proprio orientamento sessuale, cioè sono caratteristiche ascritte dell'uomo, no? E dunque
se io vengo discriminato solo perché sono così, è chiaro che c'è un problema, no? E allora non solo si ledono i diritti umani di quell'individuo, ha detto Mattarella, ma si viola il principio di uguaglianza, perché se una persona viene discriminata solo perché esiste, non è un cittadino come tutti gli altri, e dunque lo Stato deve correggere questa violazione dei diritti umani, mettendo in campo tutta una serie di azioni che cambino, diciamo, anche la cultura di un paese. Sappiamo quanto una legge possa fare cultura, no? In un paese, al di là degli effetti che produce, ma come possa veramente sensibilizzare l'opinione pubblica. E devo dire che la cosa bella è che tantissimi giovani, giovanissimi, su questo sono molto avanti, molto più avanti della politica, che continua a frenare un percorso di civiltà, dico io, no? Stiamo parlando di rendere questo paese più civile e guardate, questa non è una legge che tutela le minoranze, come è stato detto, questa è una legge che tutela tutti, perché qualsiasi persona venga discriminata per la propria condizione personale, questa legge la tutelerà. E dunque è importante che appunto questa legge venga approvata, perché sarà diciamo, un passaggio di modernità e di civiltà per un paese che ha ancora veramente, si porta ancora appresso una cultura omofoba, sessista, patriarcale ancora molto pesante. Dunque bisogna in un qualche modo cercare di superarla, perché insomma siamo nel 2021, non possiamo accettare che due persone che si vogliono bene, che si tengono per mano, vengano picchiate per strada. Insomma, questo non è accettabile. Sì, in effetti. Perfetto. Ok Alessandro, allora adesso ti faccio in realtà erano due domande, ma te ne faccio una perché penso che vada benissimo unirle. Ovvero, intanto, in questo periodo chiaramente ci sono molte priorità che riguardano ovviamente il Covid. Intanto, cosa rispondi a chi ti chiede, ma era una priorità portare questa legge al voto in Parlamento? E di contro, cioè sempre unita un po' a questa, ti chiedo, non hai paura che possa essere un boomerang per certi aspetti questo disegno di legge che introduce fondi, credo, per il contrasto e la prevenzione delle discriminazioni, una giornata nazionale contro le discriminazioni? Quindi chiaramente il cittadino dirà, ma perché dobbiamo dare fondi per queste cose? Non si rischia un po' un boomerang, ovvero che venga considerata un po' un'ortodossia questa legge? Non so se ci siamo chiariti un po' su questo punto. Ovvero, intanto era una priorità e non ha paura che possa risultare per il cittadino, quello che non è molto attento, un boomerang? Io non penso che quando parliamo di diritti e dignità delle persone, come dire, questo tema non sia prioritario. Intanto perché chi diciamo, utilizza questi argomenti è perché vuole bocciare la legge senza entrare nel merito, no? Siccome il tema è che vogliono continuare a far sì che nel nostro paese ci siano le discriminazioni, perché io non trovo altra spiegazione, perché questa non dovrebbe essere una legge di parte, dovrebbe essere una legge di tutti, no? Se pensiamo che in Francia è stata la destra ad approvare una legge contro i crimini d'odio, dunque in Italia purtroppo abbiamo una destra molto arretrata che guarda a quei paesi come l'Ungheria, la Polonia, dove stanno smantellando i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBT. Dunque vedete che queste cose non sono casuali, no? Cioè si saldano molto. Abbiamo una destra sovranista che vuole alimentare i pregiudizi anziché sconfiggerli, purtroppo, e c'è sempre il benaltrismo nostrano che si dice no, ma c'è ben altro di cui occuparsi. No, il Parlamento si può occupare di tutto. Noi ci stiamo occupando dell'emergenza Covid, stiamo compilando ormai tutti i progetti del recovery plan che approveremo, la cui mozione l'approveremo domani alla Camera con l'intervento di Draghi. Il Parlamento si può occupare di tutto e guardando a quello che presenta la Lega, Fratelli d'Italia, le mozioni e i progetti di legge, la Lega ha presentato un progetto di legge recentemente per la tutela della canzone Romagna Mia. Allora, io penso che insomma si possa fare anche quello, ma penso che
la dignità delle persone che rischiano ogni giorno di essere discriminate, picchiate, fatte oggetto di violenza, forse è un po' più importante della tutela di Romagna Mia, no? Dunque, questa cosa la dice lunga sulla strumentalità di tante affermazioni. E dopodiché la legge peraltro prevede dei fondi per i centri antidiscriminazione, solo quelli, e sono dei centri che danno tutela alle vittime di violenza. Dunque mi sembra assolutamente che non ci sia nessuna ortodossia. Qui stiamo parlando di persone che vengono picchiate, vengono discriminate, vengono cacciate di casa, e c'è bisogno di assistenza legale, psicologica, appunto, che vada a sostegno delle vittime. Sulla giornata, è una giornata che già si celebra per prassi, quella contro l'omofobia, appunto con interventi del Presidente della Repubblica. La cosa che era importante fare era quella di coinvolgere anche le scuole, che non sono coinvolte a caso, ma sono coinvolte con dei progetti all'interno del Patto per l'Educazione e del piano formativo dell'offerta triennale, che sono progetti inseriti appunto nella formazione scolastica, dove questi progetti parlano banalmente non di cose astruse, come ho sentito dire, la teoria gender, tutte queste stupidaggini, ma parliamo di lotta alle discriminazioni, perché ancora oggi nelle scuole c'è troppo bullismo. Pensate che ci sono tanti suicidi giovanili, di persone LGBT, di persone gay, lesbiche, anche di persone con disabilità, proprio perché c'è una fortissima discriminazione. E dunque educare sin da piccoli i bambini ad accogliere l'altra persona come appunto persona uguale agli altri, cioè la valorizzazione delle differenze, no? Siamo tutti uguali, siamo tutti diversi, per cui non dobbiamo discriminare nessuno, no? Ma dobbiamo rispettare tutti. Ecco, la lotta alle discriminazioni mi sembra che dovrebbe essere un concetto condiviso. Purtroppo però si inventano tante stupidaggini, ne ho sentite di tutti i colori, guardate. Basterebbe leggere la legge banalmente per vedere che tutte queste stupidaggini non esistono, ma sono solo invenzioni per spaventare e disorientare le persone. Purtroppo c'è anche una brutta politica, e bisogna ovviamente anche confrontarsi con questa brutta politica. Però il modo migliore per sconfiggere la brutta politica è fare una corretta informazione. Ecco perché io ringrazio veramente lo SPI CGIL del Veneto per questa occasione, perché sono sempre occasioni positive, no? Quelle per informare correttamente su una legge che peraltro... Infatti guarda, questa è l'ultima domanda che ti facciamo, e ti ringraziamo anzi per questa opportunità. Appunto, la nostra platea sono i pensionati e le pensionate, quindi persone per lo più che sono anziane, hanno una certa età e per natura riescono ad essere magari un po' più diffidenti rispetto a queste tematiche, come anche ad altre tematiche. Ti sei mai confrontato, hai avuto modo in questo periodo di confrontarti proprio con le persone anziane, e se sì, che tipo di risposta hai avuto, che tipo di confronto c'è stato? Guarda, in realtà ho trovato grande sostegno, ecco, dalle persone più anziane. Ecco, per dire, non so, l'altro giorno sono andato al supermercato, mi hanno fermato una serie di signore che mi hanno chiesto appunto di questa legge e hanno detto vada avanti perché lei sta facendo una battaglia giusta. Per cui alla fine penso che la sensibilità delle persone che sono più anziane, dunque che sono più sagge perché hanno un bagaglio, come dire, hanno un bagaglio di esperienze, di vita vissuta, che consente loro di capire come veramente funziona il mondo, no? E di come non sia più accettabile che delle persone siano oggetto di violenza, di aggressioni, di bullismo per la loro condizione. Ecco, questo è, secondo me, un messaggio di civiltà. Mi viene da dire, perché prima dicevi la parte del mondo cattolico, ma è una parte molto minoritaria, un po' dell'integralismo religioso che è contro la legge, perché poi, guardando bene, appunto la maggioranza degli italiani è a favore, dunque sicuramente anche una buona parte del mondo cattolico, perché questo dovrebbe essere un messaggio cristiano, cioè no? Proteggere le persone più vulnerabili dalle violenze. Mi sembra che questo sia il tema. Tutto il resto mi sembrano argomenti capziosi, strumentali, per disorientare l'opinione pubblica con l'obiettivo di continuare
a far sì che questa condizione di discriminazione persista. Ecco perché è importante approvare questa legge, proprio per dare una svolta a queste condizioni di discriminazione che non possono più essere tollerate. Anche noi faremo la nostra parte col sindacato dei pensionati e delle pensionate. Grazie. Alessandro, grazie mille. Grazie mille. Gentilissimo. Grazie, davvero Buon lavoro, grazie. ovviamente. Grazie a voi, lavoro, grazie esatto. Rosanna, grazie a tutti. Grazie.